Quest'anno come è andata? Benone, direi di sì, ma sai che mi ha chiamato mia cugina, voleva 18 posti. Certo, sì. Certo, ma però mi è dispiaciuto un po' che abbiamo detto di no, però abbiamo comunque un sacco di gente, sì. Direi che quest'anno è andata bene, è andata bene l'anno scorso, non più due anni fa, ma quest'anno è andata veramente bene. Abbiamo fatto la mostra in Torre Civica, abbiamo fatto la visita in Villa Burasco. Abbiamo fatto i preziosi come al solito. Però dai, è andato tutto bene. L'unica roba, ci siamo dimenticati i musicisti. Ops. Vabbè, pace. Proviamo a vedere. Sì. C'è qualcuno? Sì. Ah, eccoli qua. La jazz band. Mi sembra di sì, sono passati i tempi quando ci dicevano si è fatto 80 posti e tanto. Allora, io direi che cosa ci resta da fare? Scusa un attimo, allora la band c'è, loro suonano, i finalisti ci sono, le autorità ci sono, siamo tutti a posto, c'è una cosa che mi sfugge, presenti tu o presento io? Non so, vediamo. Vabbè, dai, adesso ce la giochiamo. Giochiamo a dadi. Qui si fa. Signori e signore, benvenuti all'edizione 2019 del premio letterario Prunola, città di Castelfranco Veneto. Andrea Tralli, Alessandro Coppo. vi diamo il nostro. Benvenuti. E musica. Benvenuti al premio Prunola città di Castelfranco Veneto 2019, grazie a tutti per essere qui
ringraziamo naturalmente la presenza di tutti coloro che sono qui con noi questa sera e siamo anche in diretta a questo importante concorso letterario, quindi evento importante e culturale che per noi è una bella soddisfazione e cassa di risonanza per quanto riguarda il comune di Castelfranco. E allora vorrei appunto cominciare a ricordare coloro che sono gli organizzatori che avete visto anche poc'anzi, che hanno fatto questo bellissimo diciamo siparietto di introduzione, e sono coloro che poi sono gli ideatori e gli organizzatori, perché ricordiamo che il premio Brunola è organizzato dalla casa editrice castellana Panda Edizioni, diretta sotto la guida del dottor Andrea Traldi, e poi anche dall'associazione Dentro Centro per quanto riguarda i commercianti all'interno delle mura di Castelfranco, naturalmente sempre guidata dal presidente, che salutiamo, Paolo Zanon, e Alessandro Coppo, che è uno dei consiglieri, nonché quel bistro San Giustino, e poi il Lions Club di Castelfranco Veneto, Lions Club International, che salutiamo e ringraziamo soprattutto nella persona del presidente Simonetta Benetollo. E grazie ovviamente al Comune di Castelfranco Veneto, all'assessorato alla cultura, perché grazie al Comune per il patrocinio e per tutto il sostegno, il sostentamento che dà per questo prestigioso premio Brunola, che veramente ogni anno continua ad andare sempre su di livello, di numeri, di visibilità anche per lo stesso Comune di Castelfranco Veneto, per l'indotto, per quello che veramente sta dando alla comunità di Castelfranco e per questo prestigioso concorso letterario nazionale, perché ricordiamo che da tutta Italia vengono qui da noi. E dicevo appunto siamo in diretta, per cui vorrei ricordare che ringraziamo tutti coloro che ci stanno ascoltando e sono giunti qui da tutte le parti d'Italia, e con l'amministrazione comunale, per cui ci ascoltano dappertutto, ringraziamo in particolare, da un saluto di benvenuto al sindaco Stefano Marcon. Primo, no, non ci sono problemi tecnici, ma va bene così. A Stefano Marcon, che dopo lo invito, caro sindaco, a venire qui per dare un saluto di benvenuto, nonché anche presidente della provincia, e ringrazio anche il vice sindaco Gianfranco Giovine, che è qui con noi in sala, nonché anche assessore al turismo, che ringraziamo anche per aver seguito nei diversi anni, nelle diverse, diciamo così, stagioni ed edizioni il premio Brunola, prendendolo anche lui a cuore. E ovviamente un ringraziamento anche all'assessore Franco Pivotti, l'assessore alla cultura, che poi anche lui inviterò e capirete perché fa parte anche lui della giuria. Naturalmente io ringrazierei anche poi tutte le altre autorità che sono presenti qui in sala, a partire dal comandante del corpo di polizia municipale, sempre di Castelfranco, la dottoressa Pina Moffa, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza qui da noi. Mi faccio vedere, buongiorno, anzi buonasera, ecco, così ci vedete meglio. Il tenente della Guardia di Finanza di Castelfranco, Angelo Santori, che salutiamo, buonasera. Il comandante della stazione dei Carabinieri di Castelfranco Veneto, il maresciallo maggiore Alberto Cusinato, buonasera maresciallo, benvenuto con noi, e il capo distaccamento comando dei Vigili del Fuoco Paolo Galante, che ringraziamo per la sua presenza. Ed infine il presidente della Proloco di Castelfranco, Roberto Pinto. Buonasera dottor Pinto. Bene, io inviterei il sindaco Stefano Marcon, allora, dopo questo breve saluto, che poi continuiamo con gli altri saluti, a dare, e accogliamo con un naturalmente bell'applauso, sindaco, no? Buonasera a lei e buonasera a tutti i partecipanti. Ne so i saluti fatti da lei, li ha presi tutti e quindi non mi ripeto. Ascoltavo e riflettevo, 4 anni e via via siamo andati crescendo con questo premio, che a livello nazionale oggi è diventato un punto di riferimento, e questo grazie all'intuizione di Coppo e di Tralli, che magari sono partiti un po' così goliardicamente, e questo risultato, questo teatro così pieno come nelle migliori occasioni, non era neanche nelle loro aspettative, ma significa che la passione che li ha indotti a cimentarsi in questa sfida è una passione vera, e le passioni vere vengono sempre ripagate. Quindi un grazie a loro, un grazie agli sponsor, a tutti coloro che hanno reso possibile anche quest'anno questo evento, e ci vedremo l'anno prossimo, e se è stato sinora un crescendo, sarà un crescendo anche l'anno prossimo. Non so quali saranno le sorprese che ci aspetteranno. Grazie e buona serata a tutti voi. Grazie a lei, ringraziamo il sindaco che accogliamo per riprendere posto e seguire la serata insieme a noi.
e naturalmente ringraziamo anche il Conservatorio di Castelfranco, Agostino Steffani, e in particolare per questa jazz band strepitosa, davvero fantastici. Ringraziamo il Conservatorio, dicevo, perché ci ha concesso, e a grande richiesta dopo i successi degli anni precedenti, dell'anno scorso, abbiamo il piacere di avere questo nostro, diciamo così, tappeto musicale, ma che sono davvero strepitosi. E naturalmente il Conservatorio lo ringraziamo nella persona del vicepresidente, la professoressa Piera Acone, e del Dipartimento di Musica Jazz dello Steffani, dipartimento coordinato dal maestro Gianluca Carollo, che naturalmente ringraziamo e salutiamo, capitanati, l'abbiamo appena visto, da Sean Lucariello alla tromba, ma poi ve li presento tutti, avremo modo di goderseli nella serata come faranno loro da accompagnamento. E ovviamente prima di iniziare vorrei ringraziare tutti voi presenti qui in sala, voi autori, voi sostenitori, tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione del premio Prunola anche quest'anno dietro le quinte, e quelli che ci hanno permesso di essere qui, e gli autori che hanno naturalmente partecipato al bando di concorso di quest'anno, e soprattutto coloro che sono in sala, perché li ringraziamo per essere venuti da tutta Italia ovviamente per partecipare a questa serata finale con la cerimonia delle premiazioni. Speriamo di darvi un bel caloroso benvenuto qui nella città di Castelfranco e un'accogliente naturalmente permanenza per voi che siete venuti da tutta Italia. Dicevo poc'anzi che siamo in diretta web, quindi saluto tutti gli ascoltatori radio, web ascoltatori, e naturalmente diciamo così, i TV web ascoltatori che ci stanno ascoltando su Radio Science TV in www.radioscience.it. Vi saluto perché naturalmente è importante, in quanto anche quest'anno Radio Science è presente al premio Prunola per divulgare via web praticamente, perché è una web radio, web tv, quindi si ascolta online nel sito, in internet e in Facebook, e quindi coloro che, peculiarità davvero eccezionali, ci volessero scrivere in diretta e volessero partecipare attivamente interagendo con noi, lo possono fare ovviamente andando nel sito. Allora, voi vi hanno detto di spegnere i cellulari, di non utilizzarli, ma magari scrivetemi quando siete in diretta e io vi rispondo qui, facciamo no. Allora, quindi un saluto a coloro che ci stanno ascoltando naturalmente anche nel web, perché Radio Science ha un sacco veramente di network che collaborano con lei, ed è poi una radio, una TV che ha diverse, diciamo, trasmissioni in diretta e non. Quindi dopo, diciamo, invitiamo ad andare ad ascoltare la registrazione, perché poi è sempre a disposizione in podcast questa diretta di questa sera, e soprattutto per coloro che non sono potuti essere presenti possono anche ascoltare chi saranno i vincitori di questa serata. Quindi Premio Prunola, dicevamo, che nasce nel 2015 da Alessandro Coppo e Andrea Tralli, e insieme anche a Carlo Valin, e l'idea cos'era? Era quella di scoprire e valorizzare le opere edite ed inedite, diciamo di qualità, e che meritassero di una nota appunto di valorizzazione nella produzione editoriale italiana. Quindi questa sera andiamo a premiare coloro che sono stati i finalisti, i vincitori, o con le menzioni d'onore o con il premio vero e proprio di queste 4 categorie in gara. E chi sono invece coloro che hanno letto tutti questi libri in questi mesi, perché questa è la serata finale, dopo mesi e mesi di duro lavoro? Sono coloro che tra poco vi presenterò in giuria. E primo di tutti vorrei introdurre, chiedendo di entrare, invitando qui in palco con me, l'assessore alla cultura del comune di Castelfranco Veneto, Franco Pinotti. Buonasera a tutti, saluto alle autorità, benvenuti al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, uno dei gioielli della città di Castelfranco Veneto. Ringrazio ovviamente chi ha avuto l'idea di questo premio Prunola, Andrea Tralli, Edizione Panda, e Alessandro Coppo. Il premio, che è legato a un prodotto tipico di Castelfranco Veneto, che forse non tutti conoscono, ma che vedete qua al tavolo, che è questo distillato alla Prunola, e penso che quando sono partiti i promotori abbiano pensato un po' al premio Strega, a quel liquorino giallo che è meno buono del premio del Prunola, però diciamo a molti più anni, e grazie al mecenatismo
dei proprietari del liquorificio Strega Gli Alberti dal 47 hanno questo importante premio letterario che penso sia uno dei più importanti, ma noi siamo sulla buona strada, e quindi siamo alla 4ª edizione, ma io avendo da 3 anni partecipato a questo concorso vedo che c'è una crescita continua, e questo è il fattore più importante dal punto di vista culturale, perché è ovvio che oggi, soprattutto nelle giovani generazioni, con gli strumenti informatici che ci sono, il gusto di leggere ma anche il gusto di scrivere si sta un po' perdendo, e quindi questa competenza, a mio parere, deve essere assolutamente rinforzata. Noi abbiamo una biblioteca comunale che è anche questa un gioiello della cultura di Castelfranco Veneto, abbiamo delle scuole, io sono un uomo di scuola avendo vissuto nella scuola tutta la mia professione, e abbiamo tutte le scuole di ogni ordine e grado. Io spero, questo premio ha anche una sezione per le scuole, io spero e penso che dobbiamo fare di più in questo senso con i giovani e promuovere sempre di più la lettura e anche la propensione a scrivere. Ringrazio ovviamente tutti quanti i giurati e tutti gli autori che sono qui presenti, che sono convenuti nella città di Castelfranco e che hanno potuto visitare oggi pomeriggio la Villa Bolasco, il Duomo ovviamente con la famosissima pala e il Museo Casa Giorgione, e quindi penso che questo premio Pianola contribuisca anche alla promozione della città, e quindi andiamo avanti così. Il Comune dà ampia disponibilità, l'assessorato, il sindaco, tutta l'amministrazione dà ampia disponibilità perché questo premio diventi un evento nazionale sempre di maggior portata. Vorrei finire, io sono in giuria, ho letto molti libri, vi confesso che non sono stato in grado di leggerli tutti, però ho fatto del mio meglio e non sono certamente uno che ha la pretesa di dare dei giudizi letterari, ma nel mio piccolo, siccome leggo molto, mi diletto anche a scrivere qualcosa in privato, mi piace leggere. Quindi però ho notato in tutti quei testi, tutti quei libri, tutti quegli autori una grande sensibilità verso la scrittura, verso il raccontare delle storie, e questo è molto importante. E allora vorrei ricordare, lo faccio talvolta, quello che è stato uno dei più grandi pittori, Vincent van Gogh, il quale aveva chiaramente un animo sensibile, anche troppo, visto che poi lo portava ad avere tutto quello che ha avuto. E lui di notte usciva quando c'era il cielo stellato, e quel famoso dipinto col cielo stellato penso che sia uno dei più bei dipinti che siano stati mai fatti. Allora lui diceva: io durante la notte sogno i miei dipinti e di giorno dipingo i miei sogni. Io penso che ognuno di noi deve sognare, coltivare le proprie professioni artistiche e di giorno far sì che i propri sogni diventano realtà. Grazie. Grazie per questo vostro bellissimo, veramente affascinante, perché lei è stato ancora un po' da ascoltato, perché era condivisibile, e che i sogni diventino realtà e continuare a sognare e a scrivere è un messaggio da dare ai giovani che stasera abbiamo anche qui con noi. Quindi invito l'assessore Pivotti ad accomodarsi al proprio posto, che è di qua, per presentarvi poi quella che sarà appunto la giuria di quest'anno. Ricordo che l'assessore Pivotti è anche un ex dirigente di diversi istituti scolastici, quindi nelle sue mansioni e conoscenze ha potuto dare una sua opinione, però noi abbiamo giurati di varie estrazioni, perché adesso li vediamo un po' di varie tipologie, perché è giusto vedere ognuno però con competenze letterarie come va a giudicare i vari libri. E allora io partirei dalla prima giurata che invito ad arrivare qui in palco, che è una giornalista freelance, scrittrice ed insegnante di scrittura, Vania Russo. Grazie Vania per aver letto anche tu tutti questi libri. E poi avvocato, penalista romano e scrittore, vince, pensate qui al Prunola del 2018, il secondo premio con L'Uomo Isola
di Avagliano Editore, l'avvocato Emanuele Ponturo. Buonasera Emanuele, benvenuto tra noi. Ti puoi accomodare, grazie per il tuo contributo in giuria. E poi abbiamo docente di musica, musicologo e pensate direttore d'orchestra alla Fenice di Venezia, vince il premio speciale Giacomo Massarotto qui al premio Prunola dell'anno scorso con il suo romanzo storico musicale Il maestro Mario Merigo. Buonasera maestro, grazie anche a lei. E andiamo avanti, formatore professionista a livello europeo, vince la menzione d'onore per quanto riguarda la narrativa inedita proprio qui, anche lui, al premio Prunola dell'anno scorso 2018 con un libro che sta avendo un successo strepitoso, cioè Quale padre? È qui con noi Thomas Tolin! Buonasera, grazie per essere venuto a salutare. Pure Thomas, e poi scrittore professionista e libraio, e ha pubblicato sia con Panda Edizioni La notte della mediarchia che con Neo Edizioni Gli Stonati, che è un'antologia. Tra gli ideatori del premio Prunola abbiamo il piacere di avere in giuria quest'anno Carlo Vanin. Ciao Carlo, buonasera, benvenuto. E poi ingegnere informatico con l'hobby della scrittura e della lettura, vince la menzione d'onore alla prima edizione del premio Prunola nel 2016 con la volta in cui dissi che l'India è una... mi autocensuro perché non dico le parolacce in pubblico. E qui abbiamo in giuria il nostro Cristiano Brion. E Cristiano peraltro seguirà con noi dalla postazione Radio Science TV, perché se qualcuno naturalmente ci scriverà: caro Cristiano, tu chiamami, interrompimi, fammi sapere che noi interagiremo con te. Chi meglio di Cristiano Brion, un ingegnere informatico, potevamo mettere a seguire la web radio. E quindi andiamo avanti con i prossimi giurati, che sono una scrittrice ed organizzatrice di concorsi letterari, è autrice di Maiden Voyage e del suo seguito Il Cavaliere dal Dubbio, che sono dei romanzi collettivi. Abbiamo con noi Francesca Garello. Buonasera Francesca, benvenuta tra noi a Castelfranco, che si accomoda. Ed ora, editore di Panda Edizioni, prima di rilevare la casa editrice, esordisce con i due noir Omicidio in Sestiere Castello e La collina dei ciliegi presso appunto Panda Edizioni. Co-organizzatore e anch'egli tra gli ideatori, come citavo prima anche per Carlo, del premio Prunola, abbiamo il piacere di avere in giuria con noi il dottor Andrea Tranni. Buonasera Andrea, benvenuto, grazie per essere qui con noi. Ed infine uno dei fautori del premio Prunola, colui che è la spina dorsale, la mente e anche il braccio, perché lui veramente porta fisicamente le cose e organizza e fa di tutto, che si è prodigato a curare, ideare, organizzare, allestire in tutti questi anni un po' tutto quello che riguarda il premio Prunola e soprattutto poi pure anche la mostra che dicevamo prima, quella civica, quella in Torre Civica, per tutto il mese di marzo. Abbiamo il piacere di avere qui in giuria il nostro Alessandro Coppo! Al quale chi presenta il premio Prunola, perché chiama abbiamo qui con noi Gianluca Mancuso, attore castellano, regista, insegnante di lettura espressiva. L'abbiamo visto al Pala Mazzolovo a presentare eventi da 1200 persone, l'abbiamo visto in costume veneziano sui palchi dei teatri più importanti d'Italia. Quest'anno abbiamo scelto un grande presentatore. Grazie, grazie di cuore, grazie a voi, troppo buono.
grazie. Spero che vi stiate divertendo, che vi piacerà la serata e che sarà di vostro gradimento l'allestimento che abbiamo fatto e che sto facendo quest'anno. Quindi grazie mille ad Alessandro, poi tanto ci rivedremo per le premiazioni anche più avanti e naturalmente ringraziamo ancora la nostra jazz band. Avete visto che c'è, la giuria c'è, i giornalisti pure, e mi sa che ci siamo, quindi cominciamo a prendere corpo per questa serata insieme. Come si svolgerà e come sarà articolata la serata? Beh, come anche gli altri anni vi saranno due parti, una prima parte in cui andremo a premiare tutte distinte nelle varie sezioni, tutte le varie menzioni d'onore della giuria, ovvero dei premi che la giuria ha ritenuto importanti da attribuire a quei libri che si sono distinti ed hanno colpito la giuria magari per un particolare interesse o peculiarità del libro. E poi la seconda parte invece sarà quella tanto attesa dagli autori qui in platea e anche a casa magari, perché è quella dove andremo a decretare tutti quelli che sono i vincitori veri e propri, i finalisti delle varie categorie, delle 4 macro categorie che abbiamo in gara questa sera e quest'anno, ovvero la narrativa edita, la narrativa inedita come gli altri anni, e poi novità di quest'anno Panda Noir, che con le sottosezioni inediti ed editi comporrà la novità di quest'anno, e come sempre anche la scolastica con i racconti inediti per gli studenti. Bene, partiamo allora subito veloci con la prima categoria. Andiamo con Panda Noir, la novità di quest'anno, e che sono appunto le opere noir, thriller, giallo, sia edite che inedite. E ricordiamo che questo era in realtà un concorso ideato da Panda Edizioni ancora nel 2015, e possiamo definire, vero Andrea, un po' un'apripista del premio Prunola in sostanza. E bene, dobbiamo dire, perché questo premio letterario fatto all'epoca adesso guardate con che magnificenza è venuto in auge con praticamente il premio Prunola, e quindi dopo 4 anni siamo davvero a livelli alti, e anche per la città di Castelfranco è un lustro e un piacere avere tutto questo ben di Dio di cultura e di gente che viene da lontano. E allora andiamo a premiare la prima menzione d'onore, ed inviterei qui al centro palco con me con immenso piacere il vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, lo dico lentamente così gli do il tempo di arrivare, il dottor Oscar Miotti. Bene. E il dottor Miotti, che tra l'altro, adesso che mi raggiungerà, ricordo che ha curato la postfazione del libro Quale padre di Thomas Tollin, che ho qua, che vinse l'anno scorso. Bene, dottor Miotti, ecco qui, buonasera, benvenuto, ecco qua. Bene, si accomodi pure. Guardi, abbiamo quest'anno anche un'altra novità, le nostre assistenti, ecco qui, grazie Katia, che ci portano praticamente le buste con i vincitori. Allora, Miotti, si ha ragione, dovevo farlo io, faccio un po' da valletta di me stesso. Allora, prego. Sorpresa. Sì, è acceso, sì. Io sono Joel Bastianic, sono stanco. In realtà mi ha preso in castagna. No, sono stanco che mi dicono che assomiglio, no, e lui che assomiglia a me. E quindi questa sera in realtà sono Joel Bastianic. È lui che ha rubato la scena. Sì. Esatto. Beh, io porto anche i saluti dell'Ordine Regionale degli Psicologi a questo importante appuntamento di questa sera. Allora, annuncio il primo vincitore. Sì, se voleva dirci anche, darci un suo, non so, saluto di benvenuto, perché è un onore, un piacere, gradito averla qui. La ringraziamo anzi di essere giunto per l'occasione. Sì, sicuramente la psicologia che c'entra. Psicologia c'entra perché si parla, tu dicevi, si parla di emozioni, si parla di sentimenti, e l'anno scorso appunto ho fatto la prefazione, la post-prefazione del libro di Thomas Tollin, e sicuramente lui è andato molto nei meandri della psiche, e io ho potuto anche veramente riconoscere quanto la scrittura ha un compito importantissimo, cioè per riuscire a cambiare le cose bisogna proprio anche dedicarsi alla scrittura, perché la scrittura ha questo potere, a volte anche più della terapia. È una terapia, a volte anche un'autoterapia.
Bene, Io la ringrazio per questa sua, veramente un onore averla fatta. Quindi possiamo ora andare ad annunciare il vincitore della categoria, naturalmente per quanto riguarda la menzione d'onore, della categoria Panda Noir inediti, giusto? Certo. Quindi annunci pure il vincitore. Allora, annuncio il vincitore che è Marcello Tramontini con una singolare coincidenza. Facciamo un bel applauso a Tramontini. E lo diciamo a dobbiamo arrivare tra pochissimo. Invitiamo Marcello Tramontini a raggiungerci in palco. Marcello! Oh. Eccolo qui! Ce l'abbiamo fatta vicino alla platea. La scaletta di qua. D'altronde è il primo, quindi romperà il ghiaccio e spiegherà anche a tutti gli altri come fare per venire in scena, quindi quando vedrete che vi chiameremo ovviamente vi invitiamo. Prego Marcello, consegna il premio al dottor Oscar Viotti. No, Tramontana, sì, il primo l'ho sbagliato, il secondo l'ho detto giusto. Allora, prego. No, le foto le facciamo dopo, non vi preoccupate, c'è tutto il tempo, è tutto orchestrato a meraviglia, non si preoccupi. Allora, caro Oscar, le foto poi non c'è pericolo, le facciamo dopo. Io penso che c'è una domanda. Sì, no, non si preoccupare. Penso che ci sia una domanda da parte nostra per Marcello Tramontana. Come il vento. Io ho letto quello che era scritto, Boh. Allora, io vorrei fare una domanda. Ma un viaggiatore in autostrada conosce una persona interessante, ma a lei è successo per caso? Cioè, se per caso le è successo questo? Il microfono, sì. In realtà mi è successo in treno, però nel caso del libro mi occorreva un motello autostradale, quindi il treno non andava. Però poteva esserci un vagone letto, poteva andare bene lo stesso. Ma un po' troppo scontato. Troppo scontato, va bene. Bene, allora ringraziamo Marcello Tramontana. Ora ci accomodiamo un attimo qui in fondo per ascoltare un brano tratto dal libro. Quindi Marcello, se vuole possiamo andare qui, può restare con il premio in mano, e inviterei i nostri lettori e il nostro tecnico Luci, prego, sugli sgabelli, così questo serve anche per chi viene dopo, sa cosa succede, e andremo ad ascoltare, per quanto riguarda il libro di Tramontana, una lettura. Aveva appena fatto una sosta in autogrill all'altezza del castello di Firenze Nord. Rifornimento di gasolio, robusto panino, vale a dire di quelli farciti all'inverosimile, acqua minerale e caffè, nonché breve visita alla toilette. Dopo aver percorso ininterrottamente 280 km di autostrada, era partito da Roma 3 ore prima, non avrebbe potuto farne a meno e, soprattutto, essendo l'una passata, aveva cominciato a sentire i primi crampi per la fame che, di chilometro in chilometro, sembrava gli dilaneassero lo stomaco. Peccato solo che aveva dovuto fare una fila ovunque, tanta era la gente che affollava l'area di servizio. 11 macchine precedevano la sua davanti alla colonnina del carburante, almeno una ventina di persone in coda alla cassa del bar e quasi altrettante alla toilette. Mentre si dirigeva verso il parcheggio per ripartire, gli tornò in mente quella notizia trasmessa dal telegiornale quando stava consumando al bar il suo spuntino. Ne era rimasto davvero scosso e aveva ancora davanti agli occhi le immagini impressionanti che aveva visto scorrere sul televisore del locale.
del cadavere trovato il giorno prima in un prato della periferia di Roma Sud. Sul corpo della vittima, all'altezza della zona addominale, si intravedeva una croce di colore rosso intenso, intorno alla quale spiccava il sangue fuoriuscito, probabilmente incisa con una lama ben affilata, e lì accanto era stato rinvenuto un foglio con una strana scritta: l'Etrusco non perdona. Arrivato alla macchina stava aprendo lo sportello per ripartire quando, all'improvviso, sentì quella voce alle sue spalle che, per la sorpresa, lo fece quasi sobbalzare. Scusi, non vorrei apparire sfacciata, ma se sta andando in direzione nord, mi potrebbe dare un passaggio? Bene, ringraziamo il nostro lettore Franco Bertone e Marcello Tramontana, che lo lasciamo andare verso musica con la nostra jazz band, che naturalmente se vedete poi le foto le possiamo fare in questo momento col fotografo, quando vuole possiamo andare. Prego ragazzi! Abbiamo anche una seconda menzione d'onore per quanto riguarda Panda Noir Inediti, e a premiare questa seconda menzione d'onore di Panda Noir Inediti chiamerei qui con noi il giurato, nonché fondatore del premio Prunola, Alessandro Coppo. Ovviamente salutiamo anche l'associazione Dentro Centro, vero Alessandro? Di cui tu sei consigliere peraltro. Sì. Allora, prima di tutto ringrazio l'associazione Dentro il Centro, di cui sono consigliere, l'associazione dei commercianti delle mura di Castelfranco Veneto. Abbiamo in sala il nostro presidente, Auzono, eccolo là. Non lo vedo. E che dire? Panda Noir. Io sono particolarmente legato a questa categoria perché avevo vinto nel 2015 la menzione d'onore al primo storico Panda Noir, per cui ci tenevo ad essere io a premiare una di queste menzioni. È stato un concorso che mi è rimasto nel cuore, è stato un momento in cui abbiamo cominciato a collaborare, io e Andrea Tragli con le edizioni, è stata la base, come abbiamo spiegato prima, del premio Prunola, che tante soddisfazioni ci sta dando. Ringrazio di nuovo tutti voi, ringrazio in particolar modo il corpo comunale e il sindaco per aver aperto la serata. Abbiamo fatto un'entrata un po' goliardica, ma siamo fatti così, e direi di passare a tornare. Direi sì. E quindi invitiamo la nostra Francesca, nostra assistente. Altra novità, come notate, queste presenze femminili che ci aiutano, mi coadiuvano nella gestione del palco. Grazie Francesca per la busta con il nome del vincitore, che adesso Alessandro ci dirà. Allora, la seconda menzione d'onore della categoria Panda Noir Inediti va a Maria Cristina Ruggeri con Veleggiata in acque torbide. Un applauso per Maria Cristina.
Grazie Maria Cristina, un applauso e consegna il premio Alessandro Cocco. Alessandro. Vuole appoggiare così? Sì. Così li facciamo anche vedere i premi. Ok. Prego, sì. Felice, anche perché sono l'unica partecipante donna alla sezione Mandamarchi in questo 10, credo. Più che la partecipante, No, l'unica finalista. diciamo. Sì. Partecipante non lo so, però insomma lo trovo un gesto, no, sono molto contenta. Anche noi siamo molto contenti. D'altra parte il libro meritava, è stato indicato da più giurati, ha ritenuto delle ottime valutazioni, è un libro particolarmente interessante, per cui è qui perché è stato bravo. Beh sì, grazie. Immagino che non sia solo un gesto cavalleresco. Bene. Allora, Maria Cristina, tu sei un amante della nave, del banda. Della natura ecco, adesso questo funziona meglio. Sì, della natura in realtà, quindi cioè la nave in quarto contatto con la natura soprattutto. Che ci vuoi parlare un po'? Come del mio romanzo, di cosa parli? Allora, ma penso che sia abbastanza anomalo come giallo, nel senso che non c'è la tipica inchiesta, diciamo, di un poliziotto, di un commissario che segue una serie di omicidi. Dunque, il romanzo si svolge tutto in una barca, cioè diciamo la maggior parte una barca a vela. Ci sono una serie di personaggi che si incontrano e non si conoscono e si ritrovano appunto a condividere questo spazio un po' chiuso che è l'isola del resto del mondo. E da qui insomma succedono tutta una serie di eventi, non posso entrare nei dettagli chiaramente, e pian piano diciamo la situazione si deteriora finché non si arriva ai colpi di scena che chiaramente non svelerò. Bene. Gianluca? Sì, io direi che ci possiamo accomodare per ascoltare un brano. Sì, accomodate pure. Chiedo sempre al nostro tecnico Daniele un po' di atmosfera, grazie Daniele, e i nostri lettori ci faranno ascoltare un brano tratto dal libro. Giangi sbatté con vigore la portiera della macchina, soffocando lo sbuffo d'insofferenza. Lo sbalzo climatico tra l'aria condizionata imposta nell'intero tragitto Bologna-Opatia e la ventata afosa e soffocante che li aveva accolti al loro arrivo aveva creato di fatto un disagio immediato nei 3 componenti dell'equipaggio. Consapevole della responsabilità di una scelta climatica quasi criminale all'interno della BMW di sua proprietà, l'avvocato Ludovico Venturi optò per l'attacco frontale come migliore difesa per uscire dall'impasse. È proprio demenziale dare appuntamento in un posto del genere a dei clienti che non conoscono la Croazia, sbottò secco, suggerendo una mancanza di oculatezza nella scelta dell'agenzia specializzata in vacanze nautiche. L'effetto immediato fu quello di insinuare un pungente senso di colpa nel terzo elemento della compagnia, il dottor Guido Farolfi, beato consorte di Giangi, nonché noto umorista e ancor più noto elemento dalla facile adombrabilità. Grazie alla nostra lettrice Maria Cristina Leandrini e riconsegniamo il premio per fare qualche foto prima dell'uscita della nostra Maria Cristina Ruggeri con Veleggiata in acque torbide. Musica! You adore and love is all the
avanti, lasciamo la categoria, anzi la sottosezione di Panda Noir inediti per andare nella sezione dei Panda Noir editi. E naturalmente vorrei chiamare subito qui con me colui che premierà la prossima categoria, che è uno dei giurati, anche lui uno dei fautori del premio Prunola. Invitiamo subito Carlo Vanin. Prego Carlo. Caro Carlo, eccoti qua. No, non è acceso, è di qua, lo faccio io. Eccolo, abbiamo la nostra Katia, ringraziamo, che ci ha portato la busta che poi aprirà e ci dirai chi c'è. Allora Carlo, che ne dici? Siamo qua anche quest'anno, no? Sì, sempre dal primo anno, qui, esatto. O lì, o qui, sono contento di esserci. È sempre emozionante, immagino, anche per te. Mamma mia, è tanto emozionante, guarda cosa abbiamo fatto. Sì. La gente sempre di più. Sì, infatti complimenti anche da parte mia, come vi dico sempre, per quello che siete riusciti a creare qua a Castelfranco, veramente bravi. E naturalmente, sapendo che tu sei uno di coloro che ha creato il premio Prunola, deve essere anche una grande soddisfazione insieme ad Alessandro ed Andrea. La verità è che ho fatto ben poco. ho solo fatto una battuta ad Alessandro raccontaci, infatti. E mi ha preso sul serio. Raccontaci, infatti, volevo sapere questa storia. Allora, Carlo. Sarò brevilineo. Sì. Allora, 15 miliardi di anni fa, no scherzo. Allora, 2015. Allora, io lavoro proprio. Alessandro aveva casa bottega, aveva la bottega proprio davanti alla mia libreria, e allora io, da buon lettore, da buon scrittore, sono anche un ottimo bevitore, allora passavo là molto spesso. E siccome si stava parlando del premio Strega in quel periodo, ho detto: ma ascolta, allora a Castelfranco abbiamo la Prunola, infatti, perché non facciamo un premio Prunola? E invece questo l'ha fatto sul serio. Grazie Andrea. Aveva tante casse di Prunola da smaltire. Il motivo fosse smaltire la Prunola in eccesso. Bene, allora Carlo, andiamo ad annunciare il vincitore di questo prossimo premio. Ricorda pure. Allora, il vincitore è Igor De Amicis. Scusate, la menzione d'onore della categoria Panda Noir Editi va a Igor De Amicis con la 7ª lapide. Fermo, no, Igor non c'è. Non c'è, ragazzi, mi dispiace. Igor non c'è e quindi ritira il premio. No, potete stare in piedi, non volevo disturbarvi. Ritira il premio una sua collega di casa editrice, Giovanna Zucca. Musica! Ecco qui Giovanna, prego. Ritira i premi. Allora Giovanna, tu ritiri il premio in nome di Igor, che ci dispiace che non sia qui, volevi darci un saluto magari? Prego. Buonasera a tutti, a nome di Igor De Amicis e della De Agostini Planeta, vi ringrazio per questa bellissima menzione. Va bene, ti chiamerò Igor Zucca evidentemente. Ecco. Igor la terribile. La terribile. Bene Giovanna, ti ringraziamo per aver naturalmente ritirato il premio a nome suo e andiamo comunque ad ascoltare un brano tratto dal libro di Igor, quindi ci accomodiamo e creiamo la solita atmosfera per lasciare al nostro lettore Franco un brano tratto dal libro di Igor. Lunedì 18 gennaio 2016, Santa Margherita d'Ungheria, principessa e monaca. L'aria del mattino era fredda e una pioggia sottile cadeva sul piccolo cimitero di paese, una cupa isola di dolore della provincia di Napoli. File ordinate di tombe, lettere di bronzo, volti, lumini tremolanti e fiori marci. Un cancello arrugginito che aveva visto giorni migliori, chiaia sul selciato, suoni ovattati e nessuna preghiera. La quotidiana processione di vedove inconsolabili doveva ancora cominciare. Ogni volta la stessa strada,
gli stessi gesti, un passo dopo l'altro per avvicinarsi al momento in cui avrebbero trovato il loro posto fra i morti. Gran cosa la fede. A volte nel silenzio 7 lastre di marmo lucente erano conficcate a forza nella terra nera, denti rotti in una bocca spalancata. Ringraziamo il nostro direttore Franco Berton e Giovanna, noi ti lasciamo andare a posto per proseguire la serata. Grazie Giovanna, salutaci tanto Igor, e mentre Giovanna si va ad accomodare noi naturalmente andiamo avanti con la prossima categoria. Andiamo alla narrativa, esattamente narrativa inedita, quindi per quanto riguarda, poi vedremo i vincitori di Panda Noir nella seconda parte ovviamente, ma per quanto riguarda la narrativa inedita andiamo a premiare ora le menzioni d'onore di questa categoria. Narrativa intesa sia sempre inedita e poi edita, però non di genere, quindi sempre opere italiane che sono pervenute nel periodo del bando di concorso. E chi premierà questa volta la menzione d'onore per quanto riguarda la narrativa inedita? Chi meglio di colui che l'anno scorso vinse proprio questa categoria al premio Prunola con questo libro che sta avendo un enorme successo? E tra l'altro mi dicono, vero Alessandro e Andrea, voci di corridoio, che il premio Prunola porti anche bene, nel senso che tutti coloro che passano di qua, o vincitori o autori o comunque che abbiano, diciamo, attraversato questo palco in qualche modo, che siano stati ospiti o qualcosa, abbiano fatto col Prunola, mi sa che hanno avuto poi successo, vero Alessandro? Me lo confermi? Quindi il Prunola porta bene, il premio Prunola di Castelfranco porta bene. E quindi inviterei con me l'autore di Quale Padre, che è qui in giuria, Thomas Tomin. Eccomi. Grazie Gianluca, grazie agli organizzatori del premio. Cosa dire? L'anno scorso ero seduto al vostro posto, pensavo proprio oggi a che emozione provano tutti i finalisti, perché io dico sempre, a prescindere dal premio, è già un onore che voi siate su questo palco, che io sia qui e che voi siate seduti lì. Sono emozioni che ve lo dico perché l'anno scorso ero lì, non si dimenticheranno mai, te le porti a passeggio tutta la vita. Per me sono passati 12 mesi, ma sono certo di questo. Quindi sono orgoglioso di premiare la categoria degli inediti, della narrativa inedita, che l'anno scorso mi ha visto premiato. E tra l'altro io ti volevo chiedere, Thomas, domanda, perdonami, un po' banale e anche un po' scontata, che sensazione ed emozione si prova quindi dall'altra parte della barricata, cioè qui in giuria eri di lì e adesso sei di qui, perché immagino sia altrettanto di forte responsabilità anche non è giudicare, no? Una forte responsabilità. Io ho letto tutti, come i miei colleghi giurati, tutti i testi di tutte le categorie, proprio perché io ho vissuto in pieno il senso proprio della responsabilità. Poi noi autori regaliamo veramente un qualcosa agli altri, dobbiamo avere una forte responsabilità in quello che scriviamo. Quindi il libro ci rappresenta, ma può anche cambiare le persone che si approcciano alla lettura. Non è assolutamente un gioco, diamogli un forte valore anche etico, sociale. Poi, come diceva lo psicologo prima, che ringrazio, che ha curato la postfazione del mio libro, è una sorta di terapia, cioè noi lasceremo per sempre qualcosa di noi e nello scrivere cresciamo, ma ogni volta che leggiamo cresciamo ancora. Certo, infatti mi volevo allacciare alle parole del dottor Oscar Miotti, perché è un po' psicoterapia scrivere, anche è molto psicoterapia, come per noi il teatro e altre cose. E quindi io inviterei la nostra Francesca, che aspettavo, che volevo ringraziare con un bel applauso, dai, queste belle presenze femminili che di qua arrivano, con il nome del vincitore, che sarà per quale categoria, quindi dicevamo? Allora, la menzione d'onore della categoria narrativa inedita dell'edizione 2019 del premio Prunola va a Virginia Ribaric con Mai meglio di così.
Jazz Band, un applauso a Virginia, quindi, per questo premio, complimenti. Grazie. Allora, Thomas, lo so, è l'emozione, vedi quello che diceva Thomas Ti prima. capisco perché rivedo nel tuo sguardo tutto quello che ho provato io, quindi ti auguro veramente di cuore, ti do del tu, perché sei molto giovane, che tu possa veramente sentirti a tutto tondo Prunola e che il tuo libro abbia tanto successo, perché chi scrive dopo aver ricevuto un riconoscimento come questo ha il diritto di farsi conoscere agli altri. Mi verrebbe da farti una domanda. Il tuo libro è giustamente definito come un'autopsia d'amore. Tu l'hai mai fatto un'autopsia d'amore? Oddio! Cosa intendevi con un'autopsia d'amore? Allora, premetto che io sono una romantica patologica, quindi questo mi ha portato un po' a raccontare qualcosa che non ho vissuto in prima persona per fortuna, però è un po' il risultato delle mie serate di sottovuoto romantico, diciamo così. È una storia di un amore maturo, un amore che auguro a tutti di vivere, anche se ha un percorso un po' travagliato, però forse è proprio nei momenti di crisi che riusciamo a dare il nostro meglio, e forse anche da questo arriva il titolo, e per me è stato così, quindi sono molto felice che sia stato gradito questi termini. Bene, molto gradito, te lo garantisco. Allora Virginia, adesso altre emozioni, che andiamo ad ascoltare un brano tratto dal tuo libro, Mai meglio di così. Allora se ti vuoi accomodare, ricreiamo l'atmosfera per la nostra lettrice. A terra tutto appare prospetticamente più appagante. Chissà se Brunelleschi, dopo una sofferenza d'amore, osservava la sua opera da questo punto di vista. È uno dei pochi modi che ho, in questo inizio d'estate, non tanto di combattere l'arsura, ma di sopravvivere al tuo pensiero. La mia posizione richiede indubbiamente un'autopsia d'amore. Da questo pavimento intravedo i piedi del divano, che sostengono eroicamente un quintale di relax a buon mercato. Quante fatiche, film, libri, delusioni ha abbracciato questo sofà negli anni. Di colpo mi sento un'ingrata nei suoi confronti. Eppure, da quando ho saputo di te, ho ricominciato a credere che alla mia età sia possibile innamorarmi di nuovo come quando ero un adolescente. Quando il bello della classe ti chiedeva se avevi una penna da prestargli, ma tu credevi lo facesse perché era il suo modo di dichiararti il suo amore. L'adolescenza però è svaporata da tempo e gli anni sono già 35. Comunque so che tutto questo ora conta poco. Non so quanto resterò ancora sdraiata in questa posizione. So solo che ne avrò bisogno fino a quando non vincerò questo braccio di ferro contro la gravità della mia femminilità ferita. Eri bello, suggestivo, e tutto questo mi sussurrava guai in vista. Eppure quel giorno mi sentivo pienamente impartita e ti avrei dimostrato che me la sarei giocata fino ai rigori. Salutiamo Virginia Rivalic, perché davvero Virginia mai meglio di così, al Prunola, vero? E quindi lasciamo suonare la nostra jazz band che ci accompagna nelle note di uscita, e volevo ricordare che abbiamo degli omaggi floreali, prima chiedo scusa a Giovanna, non l'ho ricordato, a tutte le donne presenti in questa serata che vinceranno e che vincono, perché ci sentiamo di dover dare questo omaggio a tutte. D'altronde siamo anche nel mese di marzo, nel mese della festa della donna, oltre che del papà, e quindi a tutte le donne vincitrici stiamo dando un omaggio floreale. Grazie Virginia, e prego Sean! Only you've been there for more and longer than
personali che ci accompagnano e ho dei messaggini dalla chat che mi arrivano, non miei personali del cellulare ovviamente, ma il nostro Cristiano Brion sottopone alla mia e alla nostra attenzione qualche messaggio, vero Cristiano? Anzi, ti passo il microfono, Cristiano, te lo faccio dire a te così, dai, non ti posso lasciare lì seduto. È vero che sei ingegnere informatico, è vero che tu coi PC, perché Radio Science, che naturalmente saluto e ringrazio, do un saluto calorosissimo a tutti coloro che ci stanno ascoltando in rete. Ciao a tutti cari amici di Radio Science, benvenuti al premio Prunola, vi ringraziamo per essere con noi, vi ringraziamo per aver scritto, vero? E ringraziamo anche Rosario Moreno, alias Science, dalla regia centrale di Treviso, che sta mandando in onda appunto in tutto il mondo, perché ovviamente ci ascoltano non solo in Italia ma anche adesso. Allora Cristiano, cosa ci hanno scritto i nostri web radio ascoltatori? Intanto buonasera a tutti. Buonasera Cristiano. Da Facebook Marco Brunet fa i complimenti ai lettori, e invece dalla chat del sito di Radio Science fanno i complimenti alla manifestazione. Ah, benissimo, quindi ci fa piacere. Ringraziamo questi radioascoltatori che ci hanno scritto, hanno detto anche, hanno scritto, hanno firmato, non hanno lasciato i nomi. No, va bene, non importa. E quindi ringraziamo e salutiamo di cuore veramente questi amici che ci hanno scritto da radioscience.it. Bene, dopo aver visto la menzione d'onore della narrativa inedita, passiamo ad un premio speciale, perché la narrativa inedita si compone anche di un premio davvero particolare e stiamo parlando del premio speciale Giacomo Massarotto per opere di particolare originalità, dove peraltro c'è anche in palio la pubblicazione, un contratto di pubblicazione con la casa editrice di Andrea, appunto Panda Edizioni. Per cui inviterei a raggiungermi qui in centro palco per poi consegnare questo premio proprio l'avvocato Giorgio Massarotto. Buonasera avvocato, che è anche il fratello peraltro di Giacomo, che fu premiato nel 2016 nella sezione saggistica all'epoca. Buonasera avvocato, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera. È acceso, sì, gliel'ho acceso. Sì, funziona. Buonasera a tutti, grazie. Allora avvocato, intanto le diamo il benvenuto, per noi è un piacere e un onore anche per me conoscerla finalmente anche su queste tavole, grazie, e magari se vuole dirci qualcosa io le lascio la scena, tutta per lei, e se vuole darci anche un suo saluto di benvenuto, di personale. Tra l'altro ricordiamo che lo studio legale dell'avvocato Massarotto è anche uno dei promotori e anche sponsor della serata e del premio Prunola, quindi la ringraziamo anche del suo contributo in merito. Mi è piaciuto di questa iniziativa lo spirito giovane, la gaiezza che si muove in mezzo alle opere, alle letture, e diciamo la leggerezza del programma. Devo dire che io sono molto geloso del mio tempo, se non mi diverto diciamo, vado via. Qui diciamo che questo mix di musica, di intrattenimento, di cultura, mi sento a mio agio, e questo è un complimento per gli organizzatori. So che la fatica è una fatica in più, perché coordinare tutte queste diverse fonti, musica, lettura, spettacolo, immagini, eccetera, so che non è facile, e complimento agli organizzatori. Grazie, mi fa piacere che le piace questa serata di suo gradimento per quanto riguarda, diciamo, l'edizione. Adesso non fatemi parlare troppo, altrimenti si allunga il programma e allora si annacqua lo spettacolo e la gente si diverte di meno. No, non è detto, magari no. E allora invito subito la nostra assistente, hostess, Valletta Katia, che ci porta la busta con il nome del vincitore. Allora, prego avvocato. Sì, le tengo io il microfono se vuole. È una sorpresa. Sì. Allora, il premio speciale Giacomo Massarotto per la inedita narrativa va a Graziella Canapei con Borotalco. E complimenti a Graziella. Complimenti. Consegna il premio a Graziella, l'avvocato Massarotto
per quanto riguarda il premio speciale Giacomo Massarotto. Complimenti. Appoggiamo un attimo. Sì, ci appoggiamo lì. Perché devo fare una domanda. Allora, nel romanzo Borotalco, poi mi dirà perché questo titolo, una donna in difficoltà economiche, un prete e la riscoperta del passato. Sono questi gli ingredienti del libro? Vuoi fare qualche accenno? Sì, assolutamente, lei ha sintetizzato molto. Diciamo che la storia di una donna, diciamo, che vive in condizioni un po' di disagio, e ad un certo punto decide di ospitare presso la propria abitazione una signora, una sconosciuta che viene dall'estero, su richiesta del prete del paese. Tra questa donna, tra le due donne, quindi una storia anche un po' di amicizia tra le due donne, si instaurerà poi un rapporto, diciamo, di amicizia, però le cose non stanno come sembrano. Ecco, io adesso non voglio anticipare nulla per non togliere magari a chi avesse intenzione di leggerlo la sorpresa. Diciamo che io non sono brava assolutamente a scegliere i titoli, ero molto dubbiosa, non mi veniva niente di buono, e allora ho usato Borotalco perché semplicemente alcune volte nel corso del libro si fa riferimento a questo barattolo di Borotalco, che era l'unica cosa che rimaneva alla nostra protagonista, l'unico oggetto che apparteneva alla nonna. Lei ha di sua nonna, dice all'inizio, oltre ai ricordi mi è rimasto solamente il barattolo di Borotalco. Una scelta così, magari avrei dovuto scegliere un titolo un pochino più accattivante, non lo so. Comunque, questo è. Molto bene. Allora, io direi che ci possiamo accomodare per andare no, dopo, sì, dopo abbiamo tempo. Ci andiamo ad accomodare perché è emozionante anche sentire, immagino, leggere una pagina o un estratto dal proprio libro, immagino, vero? È veramente emozionante. Quindi ci accomodiamo perché andiamo ad ascoltare di Graziella Canapei un estratto da Borotalco. Quello che rimane di mia nonna, oltre ai ricordi, è un barattolo di Borotalco verde scuro, alto poco meno di una spanna. L'ho aperto ieri. Profumava di gelsomino o forse di caprifoglio. Sono stata sorpresa che avesse mantenuto la sua fragranza dopo tutti questi anni. Me ne sono versata un po' sulla mano. La polvere sottile è volata sul lavandino, sui capelli che avevo tolto dalla spazzola. Dopo ho riposto il barattolo dove è sempre stato, sulla soglia interna della finestrella con inferriate del bagno, accanto a flaconi per la pulizia e a un tubetto di dentifricio. Qui è pieno di cose vecchie. Ogni giorno resisto alla tentazione di buttare tutto nell'immondizia. Naturalmente non posso farlo. Mia nonna ha avuto in regalo il Borotalco dalla sua padrona, una signora esile come un giunco, aristocratica. Credo che fosse già aperto. La signora lo frizionava sulla pelle color latte del figlio dopo avergli fatto il bagno. La nonna faceva tutti i lavori di casa, mentre la signora si occupava delle creature che ogni 2 anni, o anche meno, spingeva fuori sul letto grande, le gambe aperte come una stella marina. Mia nonna era andata a servizio a 10 anni, neanche presto se si considerano i tempi. La zia Lena, sua sorella, aveva cominciato molto prima. Frequentava la prima elementare, quando la sua maestra aveva chiesto alla bisnonna che la bambina rimanesse a farle piccoli lavoretti, mentre lei spiegava l'aritmetica e l'italiano a una classe di mocciosi senza speranza. Perché la maestra avesse voluto zia Lena, quale onore, non si seppe mai. Io credo sia dipeso dal fatto che la mia famiglia, la famiglia della nonna, era conosciuta e stimata in paese, tanto quanto quella dei proprietari dell'osteria e delle aziende agricole. Con le famiglie degli istruiti, il medico, l'avvocato, il ragioniere del comune,
Naturalmente non si potevano fare paragoni. Ringraziamo la nostra lettrice Maria Cristina e vorrei ricordare, caro avvocato Massarotto, che proprio l'anno scorso il maestro Mario Merigo vinceva il premio Giacomo Massarotto, quindi io direi magari maestro ci vuole dire, l'ho chiamata in causa, 2 parole, l'emozione, poi anche ritrovarsi quest'anno anche lei dalla parte, che è una cosa bella, se posso permettermi, del premio Prunola, che dà questa possibilità anche di fare l'esperienza da giurato, ma naturalmente prima da partecipante, poi da giurato, anche per dare un giro poi alla giuria, no? Certo, naturalmente questa duplice esperienza fa rivivere le emozioni dell'anno scorso, però ovviamente dall'altra parte ci sono delle altre sensazioni. Comunque è stata anche un'occasione per conoscere l'avvocato Giorgio Massarotto, che ho avuto modo poi, grazie anche a questo premio, di rivedere nella splendida casa di Asolo e quindi di ritornare naturalmente in questi luoghi. Per quanto riguarda il romanzo premiato, che ricordo molto bene, ricordo anche queste pagine, per cui sono davvero felice sì, l'ho letto e ricordavo esattamente tutto quello che mi fa davvero molto, molto piacere. Le auguro di avere le stesse soddisfazioni che ho avuto anch'io da questo premio, perché devo dire che, come è stato detto anche poi dai colleghi prima, questa esperienza rimane per sempre, perché insomma è un riconoscimento che gratifica e magari può indurre a continuare a scrivere ancora, perché un po' di fiducia serve sempre e comunque. Certo, bene, ridò il microfono. No, anzi è stato bello, maestro, veramente sentirla anche per le emozioni, no? Che anche ritrovare i musicisti del Conservatorio di Castelfranco, perché è giusto anche apprezzare loro, sì. Io sono musicista e prima chiedevo loro appunto di questo dipartimento di jazz, che è una novità, perché quando io poi studiavo ancora il jazz non era entrato nel conservatorio e quindi mi fa solo che piacere. Comunque vi lascio, ci mancherebbe. I premi sono tanti, grazie. No, ma ce la faremo. Grazie a Mario Merigo, grazie alla nostra Graziella Canapei Cocorotato e grazie all'avvocato Massarotto. Io la invito a rimanere qua con me sul palco, intanto lasciamo i nostri musicisti che ci accompagnano per l'uscita e per le canoniche foto di rito può riprendere Graziella i suoi premi. Ecco qui, prego. E poi un attimo, Sean, dimenticavo i fiori che dobbiamo dare in omaggio con la nostra Katia che arriva per le nostre foto di rito. Prego Sean, possiamo andare, grazie, musica. Grazie ragazzi. Avvocato Massarotto, allora riguadagniamo il centro perché quest'anno, deve sapere, c'è una cosa molto particolare. Abbiamo come si può dire, una cosa speciale, una menzione d'onore speciale all'interno appunto di questa categoria che vorremmo assegnare perché siamo davvero contenti che l'ex prefetto di Castelfranco abbia deciso proprio di partecipare al premio Prunola 2019 con un libro che appunto, ha capito lei, caro avvocato, di chi sto parlando forse, perché mi legge nei miei appunti, no? Nel mio copione testo, E allora io direi di chiamarlo perché per noi è un vero onore e per questo abbiamo chiesto a lei di rimanere qui per premiarlo naturalmente, e sto parlando del dottor Giuseppe Alù con il suo libro Tedeschi.
applauso al nostro dottor Alù per questa menzione davvero speciale del premio Prunola. Mi lega il dottor Alù una lunga frequentazione. Già pretore di Castelfranco, quando io cominciavo, neolaureato, e lui mi chiamava alla sua sinistra a svolgere il ruolo di pubblico ministero, perché all'epoca il procedimento si muoveva in maniera inquisitoria, nel senso il giudice svolgeva le indagini e poi giudicava. Ma nel momento del giudizio si scoppiava e quindi invitava, tenendolo vicino, grazie. e quindi invitava un avvocato che lui sceglieva fra i giovani a sedersi alla sua sinistra per sostenere il ruolo dell'accusa. Già pretore di Castelfranco, già presidente della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Venezia, e autore di La Contessa Marianna, un capolavoro edito da Mondadori e selezionato al premio Campiello, autore dell'opera Storia e storie del Risorgimento a Treviso, e autore di un libro di costume sui tedeschi. Io avrei una domanda, perché da esperto adesso gliela chiedo: è diffusa l'opinione fra gli storici e gli intellettuali che fra l'Italia, la Francia e la Germania ci sia una specie di triangolo imperfetto? Gli italiani ammirano i francesi ma sono respinti, i francesi ammirano i tedeschi ma sono respinti, i tedeschi ammirano gli italiani ma sono respinti. Che cosa ne pensa? Questo succede, si sente? Questo succede quando diverse popolazioni hanno forti personalità, per cui la vicinanza comporta a un contatto che facilmente diventa conflitto, e quindi capita questo. Si dice che i tedeschi amano gli italiani ma non li ammirano, gli italiani ammirano i tedeschi ma non li amano. Ma insomma è inutile, abbiamo radici antiche, radici che portiamo dietro e che necessariamente poi diventano fatti concreti. Per fortuna nel secolo passato, dopo la Grande Guerra, non ci sono stati conflitti tra queste nazioni, per fortuna, ma c'è sempre qualche cosa che disturba. A proposito dei tedeschi, siccome io ho frequentato, mia moglie era tedesca, ho frequentato la Germania, ho voluto tentare di dipingere un mosaico attraverso piccoli quadretti, come piccole tessere. Non ho voluto fare un libro sul carattere dei tedeschi, ma farlo nascere dal concreto, da fatti che mi capitavano sotto gli occhi, perché noi non conosciamo i tedeschi, dai, sappiamo chi è Merkel, chi è questo, chi è quell'altro, ma cosa pensa la signora che va a accompagnare il bambino all'asilo, lo studente che cammina per la strada e mangia il suo panino? Non lo sappiamo, anche perché siamo molto diversi, molto diversi. Allora io ho voluto fare questo tentativo di raccogliere tante piccole tessere, 40 sono nel mio libro, 40 piccoli episodi, piccoli fatti, piccole feritoie in un panorama molto variegato, e prendere qualche cosa in modo che alla fine il lettore avrà un'idea concreta, reale, vera di cos'è il popolo tedesco. Ecco, questo è un po', diciamo, quello che volevo fare, speriamo che sia riuscito. È davvero affascinante, dottor Alù, è un piacere ascoltare. Tanto anch'io ho girato molto in Germania. Sì. E quindi la ringraziamo di questa presenza, e veramente è per noi un onore averle dato questa menzione, questo premio speciale, di menzione speciale del premio Prunola. Avvocato Massarotto, prima di congedarci voleva dire qualcosa, mi pare? Sì. Leggetelo e scoprirete, i bambini tedeschi non stringano. Non piangono mai. Poi c'è un altro quadretto simpaticissimo, in una stazione ferroviaria vicino
a Monaco di Baviera ci sono i cartelli vietato attraversare i binari e il dottor Alù si accorge che il capostazione blocca un viaggiatore che stava attraversando i binari e dice: ma lei lo blocca perché è pericoloso? No, perché è proibito. E quindi capiamo tante cose. Bene, dottor Alù e avvocato Massarotto, è stato un piacere, vi facciamo accomodare e naturalmente proseguiamo. Un applauso al dottor Alù e all'avvocato Massarotto, vi lasciamo andare ad accomodarsi per poter seguire il resto della serata, perché adesso andiamo ad una menzione d'onore per quanto riguarda una categoria davvero importante. Abbiamo lasciato il Panda Noir, novità di quest'anno, inediti e inediti, la categoria narrativa inedita con il premio speciale Massarotto, e adesso andiamo ad una categoria importantissima, sempre per la menzione di onore, che è la narrativa edita, quindi entriamo in quell'ambito delle opere già pubblicate e quindi hanno avuto una loro storia. E per andare ad assegnare la menzione d'onore alla narrativa edita, io chiamerei qui con noi il nostro giurato che ho qui alle mie spalle, l'avvocato Emanuele Ponturo. Caro Emanuele, benvenuto. Buona serata a tutti. È un piacere averti qua, benvenuto. È un piacere essere qua con voi. Grazie. È un piacere sentito. Bene, mi fa piacere, lo sento che è di cuore proprio, anche sincero. Caro Emanuele, allora, dici la verità, un premio letterario nazionale in provincia, Castelfranco Veneto, non ti sembra un po', se possiamo competere un po' con quelli di Roma, ti sembra un po', come ce la caviamo qua in provincia, Emanuele? Io stavo riflettendo proprio su questo punto, per quanto riguarda questo premio letterario, che sia per quanto riguarda la categoria degli editi, sia per quanto riguarda gli inediti, io penso che non ha solo una rilevanza locale, territoriale, ma l'aspetto fondamentale è forte e il respiro nazionale. Ho partecipato l'altro anno al secondo posto, quest'anno praticamente ho avuto modo di valutare questa cosa proprio perché le opere edite e anche quelle inedite derivano da tutta Italia. Io penso che sia questo premio, una sorta di pesciolino d'oro o perla, sia per gli aspiranti scrittori, sia per gli scrittori che già hanno pubblicato, perché è uno stimolo molto forte che dà a chi scrive. Grazie Emanuele, davvero condivisibile questo tuo pensiero e andremo. E allora adesso andiamo a vedere chi sarà il vincitore della categoria, naturalmente ringraziando la nostra bellissima Katia che ci ha portato la busta, che tra poco Emanuele aprirà e ci dirà chi sarà il vincitore di questa categoria. Allora, la menzione d'onore per la categoria narrativa edita va a Davide Rossanese con Atipicamente Down. Ah, un applauso a Davide Rossanese e ti invitiamo a salire sul palco. Davide, con Roberto che l'accompagna sempre, Monsignore Adriano Cevelotto, e oltre a Roberto Guidolini che accompagna sempre Davide, anche Elisa Monon e Italo Venuta Costa. Bene ragazzi, un applauso di benvenuto. Consegna il premio della menzione d'onore della narrativa inedita il nostro Emanuele Ponturo. Prego, avviciniamoci pure a Davide che penso sarà emozionato, vero Lisa? Allora vi ringraziamo, buonasera Italo e Roberto, e anche a Monsignor Cevelotto, che inviterei a raggiungermi un attimo perché ovviamente si esprimerà, buonasera Monsignore, un parere, perché io avrei una domanda per lei. Adesso guardi, mi prendo il microfono che è da Emanuele. Prego ragazzi, potete pure venire più in centroscena, anzi noi ci spostiamo per darvi spazio a voi e anche a Davide che vorremmo sempre salutare di cuore e ci fa piacere che è qui. Monsignore, io una domanda volevo porgerle, perché una curiosità.
da dove nasce e come nasce la collaborazione con Davide e soprattutto che significato ha come testimonianza questo libro? Buonasera a tutti. Allora, diciamo che io sono stato tirato dentro per la tonaca, si direbbe, anche se non la uso. Nel senso che un bel giorno mi è arrivato Davide con una richiesta un po' particolare, non consueta, che era quello di accompagnarlo in un cammino di fede. E mi sono trovato dentro a una storia che poi alla fine è arrivata anche con questo libro, e come ho scritto nella postfazione, per me è stata come scoprire una città nascosta dentro una foresta, e quindi è stato un po' entrare, diciamo, scorgendo progressivamente un tesoro che non all'apparenza, agli occhi dei più non si vede, ma che in realtà esiste ed è apprezzato. E quindi questa collaborazione è stata veramente significativa. Sì, bisogna dire che Lisa è l'artefice di tutta questa vicenda, ecco, mi sono trovato dentro e sono felice di essere. Mi fa piacere, la fautrice, la nostra Lisa, giusto? Che peraltro ricordiamo, Davide è qui di Castelfranco, quindi penso che sia davvero emozionante poter vincere in un prestigioso teatro e premio letterario come questo un riconoscimento nella propria Castelfranco, come per me è un piacere essere qui finalmente a fare qualcosa qui a Castelfranco. Per voi immagino che sarà davvero emozionante. E ricordiamo Lisa e Italo che dal libro è nato anche uno spettacolo, una sorta di spettacolo dove, interagendo con Davide che scrive in diretta durante la, diciamo, esecuzione di questi brani che voi andate a raccontare, scrive naturalmente con i suoi tempi, ed è un peccato non poter fare qualcosa qui per motivi di tempo, ci dispiace, sennò vi avremmo dato volentieri spazio, ma dobbiamo andare, vedere una parte di questa esecuzione. Ovviamente, non potendosi esprimere Davide, ci ha scritto un messaggio che noi, per dar voce ai pensieri di Davide e a quello che ci ha scritto, vorremmo gentilmente con i nostri lettori leggervi per cogliere quello che Davide ha scritto a tutti noi. Sono un uomo che per anni ha sognato di scrivere un libro. Scrivere per me è dare voce a mia anima. Ho sempre desiderato scrivere un libro come occasione per testimonianza offrire di mio percorso di vita, di crescita, di amicizia, di fede. Io, uomo dal corpo lento e dalla mente veloce, ho voluto fortemente un'occasione per me di riscatto dai pregiudizi su mia sindrome. Mio libro è nato così, spinta forte di ricerca per me, di sguardi accoglienti e mai più distanti. Volevo gridare mia identità, mia dignità, mia fiera gioia di essere uomo, caparbio, muto, ma ricco. Ah sì, anche down. Io, atipicamente down, è nato così, come tenace occupazione e rivendicazione di un luogo tutto mio, dal quale urlare a gran voce mia felicità. Lisa Molon, mia pedagogista, amica e pusher di buon umore, mi ha sempre dato fiducia e supporto in questa folle idea. Libro è diventato nostra priorità e abbiamo trascorso stoiche giornate dedite a scrivere, a modificare, a immaginare, e lei mi ha imposto sue idee, seguiva mia visione con amorevole fiducia. Amico Monsignor Adriano mi ha proposto di contattare Messaggero Editrice e da quel momento mio sogno è diventato sempre più reale, tra entusiasmo e paura. Sono qui stasera a testimoniare che se c'è volontà si può volare in alto, ma anche raggiungere mete inaspettate. Ho voluto che il mio libro si trasformasse in uno spettacolo teatrale
Lisa e mio fratello d'anima Italo Ventura Costa hanno seguito mio strampalato desiderio mettendo in scena mie idee ed emozioni. Ecco che mia vita, tanto fedelmente rappresentata, ha davvero assunto un senso. Io, atipicamente Down, ho riscatto personale egoisticamente inseguito, ma ho scoperto funzione sociale di essere io, Davide. Pregiudizi ho presunzione di aver combattuto con scrittura e teatro, arrivando al cuore di molti che, come voi stasera, hanno avuto la pazienza di ascoltarmi in qualità di uomo e umile scrittore. Ah sì, anche Down. Grazie al nostro lettore Franco che ha dato voce a Davide Rossanese. Ciao Davide, complimenti ancora, naturalmente vi facciamo il foto di video della premiazione. Prego Italo, prego il signore Roberto Migliorini che accompagna sempre il nostro Davide. Ricordiamo che il libro ha anche la prefazione di Luciano di Pizzetto, come vi siete spinti in alto, complimenti. Ed è Davide, esatto, che ha contattato. Prego Monsignore. Eravamo al Messaggero ed è uscita questa, un aneddoto su una conoscenza della Littizzetto, e lui mi manda un giorno una mail dicendo potresti fargliela avere. Allora la facciamo avere e la Littizzetto al mattino presto, attraverso questa conoscenza comune, dice voglio conoscerlo perché sto piangendo. Molto emozionante. Bene, vi ringraziamo. Andatevi a vedere lo spettacolo di Lisa e Italo, se avete occasione trovate tutto in internet, e quindi salutiamo Davide Rossanese con Io atipicamente Down. Andatevelo a comprare, vero? Bene, andiamo, vai musica! Writing songs of love, but not for me. I like your songs of love, but not for me. We got to leave the way I travel down the way, and anywhere just like a galaxy. I was a fool to go. I got that way. Grazie a tutti voi ancora per il vostro calore dimostrato. Spero che vi stiate divertendo, che state un po' gustando la serata. Mi auguro che sia di vostro gradimento come è stata gestita quest'anno, come l'ho pensata un po' insieme agli organizzatori. E adesso io chiamerei proprio per venire a premiare questa sezione, perché ci spostiamo, andiamo verso i giovani. Dopo aver salutato Davide, andiamo per quanto riguarda le premiazioni della sezione scolastica, racconti inediti, per cui studenti preparatevi per raggiungerci qui in palco. Le 4 studentesse poi possono cominciare a prepararsi, perché andiamo a questa categoria dedicata agli studenti di terza, quarta e quinta superiore. Doveva venire a premiare per noi il direttore della Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto, il dottor Matteo Melchiorre. Ci dispiace veramente di cuore che non sia presente, perché volevamo ancora salutarlo e ringraziarlo per tutto il supporto che ci ha dato in questo ultimo periodo, in particolare per la Torre Civica. Però diciamo al posto del dottor Melchiorre chiamo qui con me in palco l'organizzatore, fautore del premio Punola, Alessandro Coppo. Eccolo qui, finalmente lo chiamo in causa anche lui a premiare, in sostituzione del direttore, no Alessandro? Sì, che ringraziamo sempre, salutiamo, perché è veramente eccezionale. Salutiamo Matteo Melchiorre, che purtroppo ha avuto un problema all'ultimo momento e non sta molto bene, niente di grave, però ha dovuto rinunciare.
Sì, purtroppo. Melchiorre mi manda i suoi saluti, ci teneva moltissimo, essendo direttore della biblioteca e del museo, ma soprattutto in questo caso della biblioteca, per parlare dell'importanza della lettura nei ragazzi che sono chiamati. Infatti, allora io richiamerei subito, anche perché la prima parte sta avvolgendo al termine, e andiamo subito con le 4 finaliste, e inviterei già a venire in palco Alice Bordin, Alice Fraccaro, Benedetta Barbetti e Martina Di Sario. Prego ragazze! Oh, eccole qui le nostre balde giovani. Oh, un altro bel applauso, sì, stava partendo, facciamolo a queste ragazze che sono il futuro della scrittura. Complimenti, brave, veramente. Allora, abbiamo sempre lo stesso problema. Se i finalisti, scrittori professionisti o quelli che diverranno gli scrittori professionisti, sono molto emozionati quando vengono a calcare questo palco, provate a pensare cosa stanno provando loro. Quindi, tranquille, va tutto bene. Già il fatto che siate qua è una cosa meravigliosa. Siete state veramente molto brave. Adesso andremo a dire chi di voi ha vinto il primo premio, chi di voi ha vinto il premio speciale di cui parleremo fra poco, e le menzioni d'onore. Voi non lo sapevate, ma avete vinto tutte e 4. In realtà tra di voi ci sono le 2 menzioni d'onore, la vincitrice e il premio speciale. Non ve l'abbiamo detto perché siamo un po' birichini e quindi pensavamo di fare una sorpresa. Allora, tutte e 4 bravissime. Le 2 menzioni d'onore per la categoria scolastica vanno a Benedetta Barbetti con 25 giugno 2008 e Martina Di Sario con Le fasi di luna. Allora, la sentite? Ok, sì, dai. Cosa puoi dire? Beh, sono molto felice, molto felice, anche perché è un testo molto personale, quindi diciamo è un traguardo non solo per come l'ho scritto, ma anche per quello che ho scritto. E niente. Pensate che l'ho trovata nel foyer. L'ho trovata nel foyer che chiedeva cosa bisognava fare, magari aveva un po' timorosa, mi ho detto non ti preoccupare. Naturalmente non le ho detto che sarebbe stata premiata perché sono cattivo. E? Io sono Benedetta e niente, io in realtà devo ringraziare il fatto che siamo tutte e 4 qua perché un po' di ansia ce l'avevo, anche perché per salire le scale c'è sempre qualche problema. E niente, grazie alla giuria per avermi scelto come finalista e grazie a tutti voi stasera. Vi posso accomodare qui in fondo, care ragazze, perché ora andiamo avanti con le premiazioni, prego accomodatevi qui che lasciamo. E anche per questo, vero Alessandro, le abbiamo chiamate tutte perché sapevamo che erano emozionate, allora tutte insieme si danno un po' di animo. Passiamo a un premio speciale davvero importante, per noi importantissimo, vero Alessandro? Il premio speciale Vittoria Serena, l'abbiamo detto in coro perché per noi è davvero un premio molto particolare, non solo perché per il racconto che meglio esprime particolari contenuti, però perché Vittoria Serena, una giovanissima scrittrice castellana che ci ha lasciato alcuni anni fa, diciamo che il premio Brunola dedica ogni anno la serata proprio a Vittoria Serena. E come ogni anno, solo per questa occasione, io scendo dal palco e vado a salutare Peri Bonardo, la mamma di Vittoria. Quest'anno abbiamo deciso, voi sapete che il premio Brunola è dedicato alla memoria di Vittoria. Quest'anno per la mostra che abbiamo deciso in Torre Civica abbiamo deciso di dedicare l'intero ultimo piano a Vittoria e al suo libro Viaggio d'inverno.
e come ha detto Thomas Tolini, la prima volta che ha visto il libro e il tavolino su cui sono posati i fiori e il nostro saluto a Vittoria è stata un po' con noi. Io sono molto emozionata, come si può vedere. Sono 3 anni che premio sempre, faccio il premio speciale, Vittoria Serena, e Vittoria aveva un sogno. Il suo sogno era diventare una scrittrice. Io con tutti i suoi racconti, le sue storie, le sue poesie, le sue prose, sono riuscita a scrivere un libro, quello che volevo fare. Adesso sono di diventare un'eterna e dimenticata scrittrice. Il premio speciale Vittoria Serena per la categoria scolastica va a Alice Fraccaro, compagine del Zaino. Grazie, io vorrei ringraziare oltre alla giuria e alla mia famiglia chiaramente l'associazione Iris Insieme per l'Alzheimer che mi ha spinto a partecipare anche se non lo sapevano fino a stasera, e in particolare vorrei ringraziare mio nonno che mi ha dato il materiale di cui scrivere. Grazie. Io veramente non so che, ripeto, Vittoria aveva questo sogno di diventare una scrittrice e ringrazio Alessandro perché anche lui ha scritto Ciao Vittoria e lei dal cielo ci proteggerà tutti e spero che ci protegga anche noi e niente, io sono... come ogni anno. Sono ancora qui. Scusa, Gianluca, per favore, puoi accompagnare Terry? Ah, dai, addirittura. Bene, ti lascio a te allora tutto quanto. Prego, Gianluca Cuppo. Prego Terry, è un piacere per me conoscerla e accompagnarla giù. Ci mancherebbe. Un applauso a Terry Bonaldo. E dunque vince il primo premio della categoria studenti. Alice Bottini. Allora, Alice vince il primo premio con il racconto che si intitola Una vita, una sfida. Perfetto. Di cosa parla il primo racconto? Parla di un'amicizia che nasce tra 2 persone diametralmente opposte, provenienti da famiglie, contesti culturali diversi, ma che grazie ai valori più semplici, più umili, riescono a instaurare un rapporto, un legame forte che oltrepassa ogni barriera. Allora, complimenti Alice, il primo premio, il premio speciale Rita Dominiani, che consiste nel pagamento della prima rata universitaria. Ovviamente noi ringraziamo il notaio Rita Dominiani che è tra di voi e che preferisce non apparire il palco con noi, sono emozionata anche lei, ma che ringraziamo vivamente. Ovviamente il premio speciale
ha l'intento di spingere i ragazzi a continuare a studiare, a continuare a scrivere, a continuare a... Con quest'ultima parte improvvisata, perché purtroppo Matteo, come vi dicevo, era indisposto, noi andiamo a la pausa. Sto girando gli appunti di... Ma sai che è bello vederti da qui, Alessandro? Io devo dire che mi gustavo, buonasera Paolo, buonasera, mi gustavo il premio da qui, perché devo dire che avendo fatto la regia me la stavo guardando adesso come viene, ed è proprio bello, proprio bello. Sei tu il presentatore, non è? Sì, no, bello. Allora, intanto invito le nostre vallette Katia e Francesca a consegnare il viaggio d'inverno di Vittoria Serena alle 4 finaliste, come sempre. Naturalmente poi con gli omaggi floreali, che mi sono dimenticato di dire sempre, perché non sono scritti, sono stati aggiunti dopo, e la mia memoria con l'età mi abbandona, e naturalmente omaggi floreali a tutte le ragazze, donne, presenze femminili di questo premio. Quindi un bel applauso a queste giovani scrittrici, no? Grazie. Bene, allora io farei ancora i complimenti ad Alice Boldrin per questo premio. Brava. E gentili signori, poi andiamo a vedere anche Radio Science, perché mi dice Cristiano che ci sono altri messaggi, quindi quest'anno veramente la rete pullula, ci stanno seguendo e ringraziamo coloro che ci stanno ascoltando. E gentili signori, siamo giunti alla fine della prima parte, quindi ci vedremo tra soli 5 minuti, mi raccomando, la direzione, l'organizzazione mi ha raccomandato perentoriamente non più di 5 minuti, perché dobbiamo andare veloci, con la seconda parte dove vi saranno le premiazioni tanto attese. Quindi io lascio la parola alla musica capitanata da Sean Lucariello e ci vediamo con la seconda parte del Premio Prenola 2019. Musica! Sipario!